il giallo. Guardate qui. Il romanzo giallo, o poliziesco, è incentrato su un crimine con un enigma da risolvere. Il lettore è portato a fare le sue ipotesi sui colpevoli insieme ai responsabili dell'indagine e viene tenuto in sospeso fino alle pagine finali. Il nome giallo, usato solo in Italia, deriva dal colore delle copertine di una celebre collana di romanzi pubblicata da Mondadori a partire dal 1929. Il personaggio principale è di solito un detective, spesso affiancato da un collaboratore, che viene incaricato o decide autonomamente di indagare su un determinato caso. Un omicidio avvenuto in circostanze poco chiare oppure un altro delitto dalle connotazioni misteriose. I luoghi e i tempi della vicenda sono definiti con precisione e al lettore vengono forniti numerosi elementi per cercare di capire come possono essersi svolti i fatti, all'apparenza irrisolvibili. Il fascino e il grande potere di coinvolgimento del genere si basano infatti sulla sfida che lancia all'intelligenza e alla capacità di ragionamento di chi legge, catturato da trame complesse e misteriose in cui spesso vengono sospettati degli innocenti e invece i colpevoli sono i più imprevedibili. È facile immedesimarsi nel detective, che si rivela di solito più abile della polizia o di altri investigatori ufficiali. E con lo scioglimento dell'enigma testimonia il trionfo della razionalità, capace di mettere ordine, collegare e spiegare fenomeni a prima vista impossibili. Per mantenere sempre alta l'attenzione, il giallo ricorre a frequenti colpi di scena, svolte nelle indagini e capovolgimenti delle deduzioni. A volte la scelta di un narratore interno ai fatti permette all'autore di spostare il punto di vista, manovrando ad arte gli indizi e i sospetti. In base allo stile, all'ambientazione e al contenuto, si distinguono diverse tipologie di giallo. I cosiddetti hard-boiled americani sono molto realistici e violenti. Il noir è incentrato sulla psicologia oscura dei personaggi e spesso racconta i fatti dal punto di vista del criminale. Il thriller si basa più sull'azione e può coinvolgere specifici ambienti e personaggi, per esempio avvocati, medici o spie. Il primo racconto giallo della storia è considerato I delitti della Rue Morgue di Edgar Allan Poe, pubblicato intorno alla metà dell'Ottocento. Poco dopo, Arthur Conan Doyle scrive uno studio in rosso, inaugurando il fortunato personaggio di Sherlock Holmes. Il genere ha un successo sempre crescente grazie al genio di autori come Agatha Christie, creatrice dei personaggi di Hercule Poirot e Miss Marple, Georges Simenon, che dà vita al commissario Maigret, o Rex Stout, padre dell'investigatore Nero Wolfe. Anche in epoca contemporanea sono molti gli scrittori di gialli di successo, per esempio lo spagnolo Manuel Vázquez Montalbán o l'italiano Andrea Camilleri. Leggiamo insieme questo incipit. Tom sbirciò le sue spalle e scorse l'uomo che lo seguiva uscire dietro di lui dal green cage. Accelerò il passo, ma non c'era ombra di dubbio. L'uomo era proprio alle sue calcagna. L'autrice presenta subito, senza preamboli, il protagonista e la situazione enigmatica. La tensione cattura il lettore sin dalle primissime righe del romanzo, che si pone le prime domande. Chi è l'uomo misterioso? Perché segue Tom? L'indagine, nella sua mente, è già iniziata. E voi li leggete i romanzi gialli? Ce lo fate sapere sulle nostre pagine di Rai Gulp, quelle ufficiali. Siamo in diretta 10:47. Io vi